In tella casa che se vissin a Rocco e De Carli, una volta che stava una levatrice, de quei che le mette posto e tose che combina qualcosa. Ea, la poteva fare sti mistieri e la andava sempre dritta, perché la aveva venduto l'anima al demonio. Tutti disea che il Gaio, che la che chiamava Chicco, e già era il diavolo in persona, che poi de notte e diventava un uomo, perché tanti lo aveva visto coi soci. Questa femmina s'è morta, senza prete si intende, non le ha neanche a portare in chiesa. Gli ha fatto una busa in tel sorto e le ha seppellita là. E il di dopo gli ha cattà sopra la terra. E loro gli ha tornato a seppellirla, ma niente a fare. E il di dopo fuori di nuovo. Allora gli ha ciappà e le ha portato il buso di spauga per trarla rento e ha. Appena che la moesò, gli vede una testa di serpe venire fuori dalla cassa. Immaginarsi a gente dell'attorno cosa che gli ha detto. Nessuno gli ha visto andare a stare anche a casa, anche se già resta libera. Un dì arriva una famiglia che di sto fatto non sapeva niente e la gente a stare proprio è. Ma sti qua tutti i dì e si cattava in canava un serpe e non si è mai sta buoni colparlo. Sto serpe scappava e poco dopo il tornava. Allora si è cattata a stare in un altro posto perché gli aveva paura. E da allora la casa la si ancora voda. E il serpe ogni tanto si vede ancora là intorno. E lei de sicuro lo spirito di elevatrice con finale a rento.